Sto preparando i fumi all'appelli. Ho fatto il forno a legna, ora li sistemo in queste teglie e li metto nel forno. E una volta se ne faceva non so quanti, ora pochissimi. Li portavano a Messina i commercianti e li portavano a Messina col carretto e col mulo, perché non c'era l'autostrada, non c'erano queste, le macchine, le cose. A Messina li compravano tutti queste mele, li conoscevano. Addirittura qualcuno dice che li compravano e li mettevano nell'armadio perché fanno un profumo meraviglioso, che gli profumavano tutto l'armadio. Più maturi sono e più profumo fanno. Sì, sono bellissimi perché hanno un gusto delizioso, dolce. Qui, nella zona di San Pierniceto. Qualche paesino qui vicino ce l'hanno qualche pianta, però la vera zona di queste fuma Lappetti è San Pierniceto. Quest'anno non è che sono tante belle perché c'è stato molto caldo. Tutti li facevano in questo periodo. Facevano il pane, quando si tirava fuori il pane si metteva un altro pochino di legna nel forno e poi si mettevano le mele. Si potevano mettere sia così in questi teglie, oppure si puliva il suolo del forno e si buttavano tutti lì dentro. La mattina dopo erano cotti, si tiravano, erano come le caramelle. Certo, tutti se li mangiavano, i bambini, i grandi, specialmente quelli che erano vecchietti che non avevano i denti, poverini. Non è che una volta si andava dal dentista e si mettevano i denti e non potevano mangiare altro, e questi erano belli teneri e si li potevano mangiare. Ora li mettiamo nel forno e andiamo a guardare domani mattina quando il forno è freddo. Ora si tira fuori la brace, si passa una passatina di scopa bagnata con l'acqua per restare il forno pulito e li possiamo mettere. Un pochino di brace si mette davanti. Queste sono le tradizioni di una volta. Quello che si impara, tutto a beneficio di chi lo sa fare. Ecco, un pochino di brace la portiamo dentro di nuovo, che gli fa di calore. Abbiamo nel forno le mele che abbiamo messo ieri sera. Ve l'avevo detto che li lasciamo tutta la notte nel forno. Ora andiamo a vedere cosa abbiamo combinato. Ecco qua, vedete? Che sembrano dei dolci, delle paste secche, sembrano. Basta poco per fare i dolci. Questi sono i nostri dolci. E una volta questo era il dolce, si mettevano nel forno, però ora ci sono quelli che non li fanno o perché se non hanno tempo, o perché non vogliono perdere questo tempo, o non hanno la comodità di farli. Ecco, vedi che sono morbidi, vedi? Sono morbidi e gustosi. Ecco, buonissimi.